Che succede? Vedo. E allora vai. Riesci a vedere? Cos'è? Poco, ok. Vabbè. Vedrai che si apre sempre, questa luce si aprirà sempre di più davanti a te. Più ti rassereni. Più si apre, più tu puoi andare. Io non riesco più a sentirti, Non riesco più a capire quello che dici. A me mi è sembrato che ha detto vi saluto, ma non sono sicura. Ci stai salutando? Sono su. Stai andando verso la luce in pace? Io non lo sento più, sinceramente, non sento le risposte. Flavio, sei andato? Perché non ti sento più? Vedi che sta. Anche l'RM si tranquillizza. Sì, infatti è tutto molto più tranquillo, Sì. A parte, vabbè, i K2 che ancora segnano. Sento meno pressione qua dentro. Però, esatto, hai fatto ora nominarla, basta. Vabbè, che poi sappiamo che comunque. Riesci ad andare a vedere la luce? Non vuoi più parlare con me? No, niente. Sei stanco? Aiuto. Ma io più di questo non posso fare, devi tu alzare gli occhi e vedere la luce. Cosa hai visto? Vuoi che vedo? Ce la puoi fare, Si sente sia disturbato. So che non è facile, so che hai paura, ma non devi aver paura di niente. Libero, sì, libero. Sei libero una volta Libero, che adesso passi? sei libero. Adesso puoi andare in pace. Non devi aver paura di nulla.
Vedi? Guarda che ha detto ciao, eh. Ciao, Ha detto ciao. vai, che i tuoi cari ti aspettano. Ciao Flavio, Ciao. tu vai tranquillo. Poi io verrò ancora in questo posto a vedere se tu sei in pace, se sei andato oltre, se vuoi parliamo ancora, però con tranquillità, non devi più essere arrabbiato, è quello che interessa a me, che tu non sia più arrabbiato con nessuno, perché è una cosa passata, ok? Prova a ripetere con me, pace. Sei in pace adesso? Ti senti più tranquillo? Sì. Guarda, sì che... Ti andrebbe? È Sei ancora in lì. pace adesso? Puoi andare via in pace tranquillo, ok? Va bene? Possiamo salutarci? Possiamo salutarci? Io sento veramente che risponde a sprazzi molto meno. Vuol dire che si è rasserenato un po'. Sì, perché comunque non è che adesso sparirà in 2 secondi, però comunque il trapasso ha capito che non deve... Ha detto che ci proverà ad Certo, andare. che non... Ma si vede ha capito che non è più... non vive più. Bisogna rivederlo. Guarda qua. Mhm. Rifallo di nuovo l'indagine qui. Sì, vabbè, potremmo farla anche un altro, ho detto già prima, tornerò qua a parlare con te, con tranquillità, vedere se vuoi venire qua ogni tanto in pace per proteggere le persone comunque che ci sono qua, che comunque ti hanno sempre rispettato. Hai capito? Perché noi portiamo tanto rispetto alle persone che non sono più vive. E rispettiamo te, rispettiamo tutti quelli che non sono più viventi. Ok? E dunque Sta cercando di raggiungere la luce. Sta cercando di raggiungere la luce, non è facile. certo, piano piano ce la può fare tranquillamente, non gli mettiamo fretta, non gli mettiamo fretta, basta che tu segui la luce. Adesso la luce si è aperta e tu puoi andare. Io ti ho accompagnato fino al percorso di non essere più arrabbiato, di essere in pace, Pace, ha detto. di essere in tranquillità, di essere una protezione poi per la tua famiglia, per i tuoi cari. E dunque staccati dalla REM pod, non serve più. Vai dove c'è la luce, piano 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 piano. Piano, senza avere fretta. Ok? Io ragazzi direi che per oggi interrompiamo la diretta qui perché comunque il lavoro è stato fatto, è un'energia ancora molto forte, però comunque già fatto il primo passo per andare oltre. Non è che spariscono dall'oggi al domani, però fargli capire che comunque non sono più viventi e devono perdonare la situazione in cui si sono trovati, ok? È molto molto importante perché
se no regna l'energia della rabbia, del non perdono, e dunque è importante raggiungere questo primo step. Il secondo step sarà che possa camminare verso la luce. Si inceppa là. Lo so. Sta cercando la luce lui, per quello che è. Ma comunque adesso noi daremo anche una gran purificata a questa La salvia, stanza, un po' di salvia. e poi casomai comunque senza fare un'ulteriore indagine approfondita verrò qua a vedere, a capire se l'energia è ancora alta, per farlo poi passare oltre. Purtroppo, come ripeto, io non ho mai visto, indagini importanti ne abbiamo fatte, non ho mai visto un'energia così concentrata con gli strumenti in questa maniera. Veramente. Lo zoom non è stato utilizzabile, è andato in tilt, e ho provato anche a cambiargli le batterie perché può succedere, però lo zoom proprio era impraticabile. Dunque è la prima volta che succede in assoluto avere uno zoom che non funziona. Dunque io ho potuto ascoltare relativamente, diciamo, le risposte che mi ha dato. Comunque piano piano la cosa che mi interessava di più era guidare questa persona, perché comunque è stata una persona vivente, Senti che ti dice? verso la pace. Giù. Luce, lui ha detto luce di nuovo, Vabbè. lui ha detto luce di nuovo. Prima si era visto il volto. Piangente. Se lo porta anche Nicky. Sì. Comunque Sì, infatti gli strumenti stavano esplodendo. pace, Pace. pace, Pace. lui ha detto pace in due frazioni, pace, Pace. bravo. Niente. Ti senti, il tuo cuore, il tuo animo adesso ti senti più leggero, più tranquillo, più felice anche. Sì. Non devi più Piangere. rivivere la stessa cosa ogni giorno, perché abbiamo capito che sono state delle persone a portarti a fare questo gesto, dunque non è stata colpa tua e dunque sei perdonato. Flavio, ci possiamo salutare? Guarda, non ho fatto neanche in tempo. Mi sa che ci si è affezionato a noi. Possiamo salutarci, Flavio? Sì. Va bene? Sì. Allora ci salutiamo. Ti prometto che tornerò. Spero che tu non sia più qua, ma non perché non ti voglio qua, perché voglio che tu sei nella luce. E comunque se sarai ancora qua in forma più tranquilla, più buona e quant'altro, ti aiuterò ulteriormente a camminare verso la luce finché ci riuscirai. Sì. Ma l'importante è che tu sai che le persone ti hanno perdonato, i tuoi cari ti hanno perdonato, i tuoi bambini ti hanno perdonato, tutte le persone che sono qua ti hanno perdonato, non è stata colpa tua. Grazie. Bene, ragazzi, ci sentiamo, chiudiamo la live, chiudiamo tutto, e anche se noi abbiamo ancora 5-10 minuti di indagine da finire, però io chiudo la live qui, perché diciamo che la cosa più importante è stata fatta, secondo me. È anche veloce. Ok, grazie a tutti per la vostra partecipazione, del vostro soprattutto aiuto e fedeltà nel seguirci. Grazie a tutti, ciao!